Alla presentazione della quinta edizione dell'almanacco della FIGC Delegazione di Agrigento, una presenza importante, quella del Presidente Sandro Morgana. Presidente. Buonasera. Diciamo che è un atto di testimonianza per una iniziativa che ritengo di grande valore, di grande importanza, al di là, diciamo così, degli effetti che può avere sulle persone. Credo che l'importanza sta nel dare attenzione al territorio e a tutto quello che dal territorio può venire. Noi abbiamo un problema, lo abbiamo da un po' di tempo, io lo dico spesso, lo ripeto, il centro deve fare in modo di non guardare il territorio come luogo dove si vanno a realizzare le proprie spinte egemoniche. Il territorio deve diventare luogo di ascolto, perché i problemi li rileviamo sul territorio. Chi fa questa esperienza diretta con le società, con i dirigenti, con i calciatori, con gli allenatori, con gli arbitri, diventa centro di esperienza. E questo centro di esperienza che si rileva sul territorio poi deve essere trasmesso al centro. Il centro deve fare buon uso e quindi deve mettere in moto tutti i meccanismi che sono utili alla risoluzione dei problemi. Come stanno lavorando le delegazioni, in particolare siamo ad Agrigento, cosa ne pensa della delegazione ad Agrigento, il Presidente Morgana? Ma io penso molto bene della delegazione di Agrigento, penso molto bene del suo Presidente, penso molto bene dello staff di collaboratori, tutti quelli che lavorate per le rappresentative, per lo sviluppo del calcio, per la presenza, diciamo così, di tutte le attività, a partire dalla terza categoria, alla quale noi guardiamo con grande attenzione, perché è proprio il calcio di base che ci fa guardare. Noi cresciamo nella misura in cui cresciamo nella terza categoria, perché poi le altre categorie rimangono sempre confermate attraverso i ripescaggi e tutto quello che vogliamo. Quindi è una rappresentativa che lavora bene. Adesso ha anche vinto il torneo Brucato e questo credo che sia un motivo di soddisfazione per Stefano Valenti e per tutti i suoi collaboratori. Io credo che lo dico sempre, queste delegazioni si caratterizzano per il fatto che hanno dirigenti molto appassionati, professionalmente preparati e perché fanno bene.